Di a tutto, vestiti voi, te non va da io, va bene tornato, già tutto canto. Ok, e sì, andiamo a videata normale, se devo fare stamattina fotografia, pare che erano riscattata sempre le donzi manzano adesso matessi, punto, questo maiolo, quindi questa steula, eccetera, eccetera, la usamos a bidere poi a parizzasatela e via. Bene, andiamo da innanzi, sì, una tallude oia che napura sole preno tutto da die, poi dimos a temperature, lo siamo a sole preno fino alla Sassundi che poi dai mezzodia in poi mezzo popolare. E a 32 gradi la massima e 21 la minima, Crasa 33 gradi la massima e 22 gradi o grado insomma le temperature, ecco, a circa a 30, 28, eccetera, eccetera. Bene, andiamo da innanzi, se cominciamo con un toccamento e dolo, il numero a 96 anni, che è morta Giuliana De Logo, la tia de Preto Carzeda, de Tralle, mamma de Antonello. S'interro è skenapura, oggi 20 battero a sa tecche e mesa, i sacreglia de Santo Iudice condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte dei Pizzi TV. Bene, andiamo da San Nova a Bella, invece che più sono. Abbiamo una laurea, abbiamo laurea de Gabales alla Università Chiesa, si è laureata laurea magistrale Martina Oronesu in giornalismo e informazione web in Università del Castello Cuntesi, una fabbrica sull'altipiano, vi è mancata una L, parabola della Betta Tex. Martina è figlia di Michela Manca e di Salvatore Oronesu. Realmente l'ora del buon profetto, immenso l'avanzamento della Martina e deve essere sempre manino redizioso a sa mamma, a suo babbo e parente stotto. Bene, 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 auguri Martina. Poi vamos un altro toccamento bello, insomma, toccamento della scrittura. Benenneta Maria Grazia Piveri Farre a Sumunno in terra sarda e Locco Vizzichesu. Buona sorte e buona fortuna a Maria Grazia, Battone il Baglietto, auguri a meta a sua mamma Elisa Farre e a suo babbo Alessandro Piveri. Perché ne sia sempre il manino redizioso e la persone in salute e serenità. Bene, poi vamos a toccamento pro oie, sempre toccamento sportivo, sport e divertimento. Promine, poemina le popestino al minore, ha posato su banno di Montanedda, gioco gonfiabile, calcetto, calciobalilla, DJ Bore Bella e Barracca, tutto in una notte, che Napoli ha 20 battle, da al battere e mesa in poi il suo campo sportivo. Pedro Burrai, accudite tutto, giochi gonfiabili acquatici per bambini, allora divertimento, torneo di calcetto tutto in una notte, torneo di calcio balilla, sfida tecnica e divertimento. Ore 16:30 comincia la partita alle 18:30 e poi calcio balilla alle 21:30. Durante tutta la serata la baracca sarà operativa. DJ Borebella, gratta e vinci, poi bevina su gratta e vinci, €1. Località campo sportivo Pedro Burrai, Bitti, Ale, Ale, Ale. E poi abbiamo vedere toccamento chi è stato zappato in un paracqua, in effetti da un mese che l'hanno zappato, ma poi la postinie, pensando che qualcuno non è andato a tornare a piccare, che hanno visto che nessuno si è fatto presente e hanno telefonato pure a buscare esumere e tanto l'hanno valutato no, che a ponere a gettare sul banno di chi è questo paracqua. Adesso un paracqua viene abbastanza buono, insomma, quindi ne ha la pena di tornare a sviluppare. Chi è la perdita telefonate a sul numero del Bizzi TV. Allora, andiamo da si stampa, l'Unione Sarda ferisce la moglie e uccide il fratello.
Purtroppo questo è successo in Solanas, dramma a Solanas e Margine Rosso, in carcere Alessandro Pintus, 39 anni. Un morto e un ferito gravissimo, in mezz'ora di follia Alessandro Pintus, muratore quartiere di 39 anni, all'alba di ieri ha esploso un colpo di pistola contro la moglie Michela Rubio, 47 anni. Ehi, addirittura. Anni, colpita alla testa nel bar di famiglia a Solanas. La donna è all'ospedale Brozzu, gravissima, Pinto è sposato al margine rosso, e si è spostato al margine rosso, uccidendo con 3 colpi di pistola il fratello Andrea, 42 anni. Si è poi presentato nella caserma dei carabinieri di Quartu, dove è stato arrestato. Si indaga sul movente, ma pare che bisogna. Prova? Sì, come si intende. Quindi Utta, Nordio,
Uta Nordio battezza il 41 bis con un'operazione top secret. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha inaugurato ieri nel carcere di Uta il nuovo reparto per la gestione del regime speciale 41 bis, una struttura autonoma rispetto agli altri circuiti detentivi dell'istituto, con 91 camere poteschine. Nessuna delle istituzioni del territorio è stata coinvolta, a cominciare dalla regione. La presidente Alessandra Todde parla di uno sgarbo istituzionale. E tanno, si imbruscinate. Allora, la Nuova Sardegna spara alla moglie e uccide il fratello, litiga con la consorte, poi 2 colpi di pistola alla testa davanti ai 2 figli. Si sposta a quarto, affronta il fratello e lo ammazza, poi si consegna ai carabinieri. Nordio visita le celle del 41 bis a Uta, scoppia la polemica. Corte Costituzionale, rinnovabili, bocciata la legge sarda che bloccava la creazione di impianti. Le acque dell'isola cambiano, a rischio il santuario Pelagos. Mare blu, l'allarme legato ai mutamenti climatici. Le acque della Sardegna si affacciano sul santuario Pelagos. Sono uno degli habitat più importanti per i cetacei del bacino occidentale. È qui che balenottere comuni, cappodogli, stenelle, grampi tursioppi trovano un habitat ideale, ma è sempre qui che la ricerca sta registrando segnali di un cambiamento sempre più evidente. Il cambiamento no in buono. Namoro da innantesi la giunta congelata dal TAR, siamo ai danni della giunta de Ottana. È stato accolto il ricorso del Ministero il 2 settembre, il giudizio di merito. Il sindaco Franco Saba al momento della nomina era ai domiciliari. Il TAR, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno tramite la prefettura, ha sospeso in via cautelare da mercoledì 22 luglio i decreti di nomina del vice sindaco e della giunta comunale di Ottana, adottati dal sindaco Franco Sabba, che al momento della firma delle nomine era ai domiciliari, con divieto di comunicare con terzi. Il provvedimento è stato firmato mercoledì dalla presidente della prima sezione del TAR, Giulia Ferrari. Al centro della vicenda i decreti con cui il sindaco Sabba aveva nominato il suo vice e gli assessori subito dopo la proclamazione. Poi vice non esiste, insomma, ma comunque. Bene chiamato vai. Utta, missione segreta del ministro, Nordio visita il settore 41 bis. Inaugurato il padiglione speciale che ospiterà 91 detenuti tra i più pericolosi. Programma avviato dal 2009. Oggi lo stiamo portando a compimento. Top. E stanno gli abbeste a si mobilitare. Todde, sgarbo istituzionale inaccettabile. Anche l'alleato Pitalis critica il guardasigilli. Comandini, visita semiclandestina e inaugurazione senza trasparenza e rispetto. Il gesto di Nordio, certo ponderato e non casuale, ha subito avuto una conseguenza. Pur da posizioni di partenza ben diverse, ha avvicinato i due schieramenti. Se tutto il campo largo, con i suoi massimi esponenti sardi, ha commentato con disappunto il gesto del ministro sul fronte del centrodestra, le posizioni sono più articolate. Se il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Mura, parla di costante vittimismo della presidente Todde e di comportamento inappuntabile del ministro, il suo collega alla Camera di Forza Italia, Pietro Pitalis, peraltro componente sia della Commissione Giustizia che dell'Antimafia, parla apertamente di atto grave e di scorrettezza istituzionale nel comportamento di Nordio. E di questo il tesinare tocca aumentare il suo numero di questo. Francesco Mura, ecco, a demarcare bene questo numero di questo
seraco totale. Il riferimento diretto è alla mancata comunicazione della visita alla massima rappresentanza dell'isola, la presidente Todde, che da parte sua interviene in serata con una lunga nota. La mancata comunicazione e il non coinvolgimento delle istituzioni regionali sono definiti fatto grave sul piano istituzionale e conferma un metodo che la Regione ha contestato con forza negli ultimi mesi. Accade a Pele. Rinnovabili, Regione KO. Illegittimo lo stop a nuovi impianti. La Corte boccia la legge che vietava le autorizzazioni nelle aree non idonee. La Consulta no alle sospensioni indiscriminate che bloccano le installazioni. Insomma, non contiamo proprio un tubo. La Corte conclude i suoi interventi sulle leggi regionali che disciplinano gli impianti di rinnovabili con una nuova bocciatura per la Sardegna, questa volta ad essere dichiarata parzialmente illegittima in uno dei due punti è la legge approvata dal Consiglio regionale il 6 novembre dello scorso anno e impugnata dal governo come la moratoria per la successiva legge quadro sulle aree idonee. I giudici hanno ritenuto illegittima la parte della legge che fermava le autorizzazioni in attesa di un regolamento che non è mai arrivato, per quelle previste in aree non incluse tra le zone idonee. Nel dispositivo la Corte ripercorre le sue ultime decisioni e ripete quali sono i paletti costituzionali per tutte le regioni e sia anche governo e regioni devono rispettare. In sostanza i giudici ribadiscono che la transizione energetica e l'installazione degli impianti rinnovabili non sono una opzione, ma un obbligo che proviene da norme europee e nazionali. Le regioni e il governo devono rispettarle, ma ciò non comporta l'integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. La specialità sarda consente alla Regione di incidere sulla localizzazione degli impianti con strumenti di pianificazione, ma questi non possono tradursi in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia, né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti. Quindi fa che ne comprende che manco già Prato Bello 24 bi conta nuda. Andiamo in questo anche scapitati no, che no, però vi viene al dopo, quindi per due via, scusa. Aree idonee, un altro no dalla Consulta. La Corte illegittima la norma sarda sul blocco generalizzato delle autorizzazioni. Comunità terapeutiche, cambio al vertice, eletto Fra Gennari. Braccio destro di Padre Morito nell'associazione Mondo X. Sostituirà Giovanna Grillo. Nuovo presidente per il coordinamento Comunità Terapeutiche Sarde CEAS, il consiglio direttivo ha eletto all'unanimità Stefano Paolo Gennari, frate minore e parte integrante dell'associazione Mondo X Sardegna ETS, che succede a Giovanna Grillo, che conclude il proprio mandato dopo 8 anni. A Giovanna Grillo va il ringraziamento di tutte le comunità aderenti al CEAS per il lavoro svolto con competenza, passione e determinazione. Va bene. Andiamo da innanzi, turismo, la Sardegna cresce ancora. Nel 2025 certificati 22 milioni di presenze. Il giro d'affari è 4,6 miliardi di euro. La confessione dopo l'omicidio, mia sorella sembrava morta. Questo poveretto che si è esposto in questo guaio era arrivato a Barissardo da Il Bono con la mamma. Di pomeriggio sarebbe
sarebbero dovuti andare al mare e poi al cinema a Tortolì a vedere l'Odissea. Alle 18 l'improvviso cambio di sceneggiatura. Lame e sangue, la trama di vite fatte a pezzi, un ragazzino è finito in cella, la sorella all'ospedale, uno all'obitorio. Niente lieto fine in questo film. Ieri il ragazzino ha raccontato la giornata maledetta. Ho avuto paura. Mia sorella era ferma, immobile, sembrava morta. Mi sono solo difeso, avrebbe detto. La paura di un ragazzo, un peso leggero con un enorme fardello addosso. Ha parlato a notte fonda, rispondendo alle domande degli inquirenti. Al suo fianco l'avvocato Marcello Cadori dovrà difenderlo dalle accuse e da tutte le norme a sua tutela, del tutto ignorate. Il ragazzino ha ricostruito ogni istante come fosse lui uno degli attori sullo schermo. Ha parlato di un gruppo in cui Simone Concas era amico del ragazzo della sorella, di un ragazzo invaghito di lei, di liti, ma c'è un morto. Simone Concas, 19 anni, è la vittima di questa tragedia, ucciso con 2 coltellate. Ha investito la ragazza che da qualche tempo era entrata nella sua testa senza voler più uscire. Lei è viva, per miracolo. Tutti i racconti virano nella stessa direzione. Ovunque lei andasse, lui c'era, nelle vesti dell'amico della coppia che avrebbe voluto essere qualcosa di più. Emerge come qualche giorno fa ci sia stata una brutta discussione. Mercoledì Simone avrebbe cercato lei e il suo ragazzo. Sapeva dove trovarli, al Circillai. I parenti del fidanzato si occupano della manutenzione del verde per il comune di Barisardo. Ci sono le telecamere, basta guardare per vedere come è andata, ha detto ai carabinieri la giovane mano armata di quella storia, più preoccupata delle condizioni della sorella che non di un'inevitabile accusa di omicidio. Il racconto del giovane, una ricostruzione parziale che dovrà essere verificata, è apparso lucido, sebbene la paura possa parlare una lingua biforcuta. I magistrati sapranno separare il grano dalla paglia. Il fratellino ha ricostruito la scena del delitto in maniera dettagliata, collocando tutti gli elementi e invitando gli inquirenti a visionare le telecamere presenti tutte intorno a Circillai. Oh, yeah. Numero dei tassi in pausa, ma l'effetto Hormuz spinge al rialzo. Da Leonardo a Beethoven, la BCE svela i protagonisti delle nuove banconote. Cioè, bisogna fare che sui nari nuovi, questo è il vecchio euro, e Belvina già fatta diverse novità, insomma. E andiamo a questa guerra. Iran, Trump minaccia l'attacco finale. Raid Houthi praticamente, contro 2 petroliere saudite, ma la Camera USA boccia la guerra. Si affaccia l'escalation di Oil Brent per la prima volta da maggio vola sopra i $100 a barile. Intanto Lavrov-Rubio scende il gelo. Non sotto il migliore degli auspici che riparte il timido sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina. L'atteso incontro fra Sergei Lavrov e Marco Rubio a Manila si è concluso nel gelo, con il ministro degli esteri russo che ha sottolineato all'omologo americano l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev, cioè in modo tale che
terra spianata. Il segretario di Stato USA ha parlato di una conversazione buona e franca, ma ha sottolineato che per superare lo stallo diplomatico sono necessarie nuove idee, dato che le proposte finora avanzate non sono accettabili per l'Ucraina. Rispondendo alle critiche di Lavrov, Rubio ha sottolineato che gli USA vendono le armi tramite il PURL, il meccanismo che consente all'Ucraina di ricevere equipaggiamento statunitense acquistato dagli alleati NATO. Non c'è stato alcun cambiamento nella nostra politica a questo riguardo. Per quanto riguarda una soluzione diplomatica, noi siamo pronti a offrire alcune idee nel contesto e nella forma giusti, se si presenterà l'opportunità e le condizioni saranno favorevoli. Siamo pronti a svolgere questo ruolo in modo positivo, ha assicurato il capo della diplomazia USA, che sembra aver ripreso in mano il dossier ucraino. A testimoniarlo anche la telefonata di mercoledì fra Volodymyr Zelensky e gli invitati americani Steve Witkoff e Jarek Kushner. Abbiamo discusso della possibilità di diverse idee e ne discuteremo con gli americani. Cercherò di farlo al più presto, ha assicurato il leader di Kiev, sottolineando la necessità di colloqui a breve per permettere agli Stati Uniti di comunicare lo stato delle cose alla parte russa. Solo allora, secondo il presidente dell'Ucraina, si potrà comprendere quali siano le possibilità di negoziato e sarà quindi possibile organizzare un incontro trilaterale. Regno Unito, i milionari a Burnham, che è il primo ministro nuovo, facci pagare più tasse. Ma, narami tu, vogliamo pagare più tasse. Così un gruppo di 120 milionari britannici, tra imprenditori, star dello spettacolo e alti VIP, si è rivolto al neo premier laburista Andy Burnham, invocando una patrimoniale per i ricchi, in modo che chi ha di più contribuisca maggiormente alle casse dello Stato. L'iniziativa promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaire UCAP, che già in passato aveva lanciato appelli del genere. In questo caso però è arrivata all'insegna del massimo tempismo. Vabbè. E quindi, bene, una cosa importante vi nascosta, che in questo terminiamo siete novella de oggi e dimmi il commento bata, Nina Carai, buona giornata e torniamo a buona giornata, Nina Carai, che in core, che in piaghere, Bolnaro, già chi crasa, non a essere possibile a trasmettere il tenova. E da questi crasa il tenova la essere trasmesso da sa sede praticamente da una sede esterna da Olbia a essere trasmesso che appunto ritrasferiti temporaneamente a Olbia. Bene, che in questo salutiamo a tutti, diamo appuntamento a stasera sul campo sportivo in nome bisogno tutto questa bella iniziativa che Bosapo ho nato prima. Poniamo a sigla tancatura e non diamo rumenzos a pusticare.